Gestione integrata dei rifiuti. La UIL di Agrigento chiede di fare chiarezza anche perché, secondo il sindacato, vi sono ancora dei punti che meritano un approfondimento. Ad intervenire sono Gero Acquisto e Nino Stella. La UIL, sostengono i due sindacalisti, ha aspettato che si consumassero tutti i passaggi del personale, dalle società d'ambito Gesa e Dedalo alla SRR Agrigento Est. L'iter, aggiungono Acquisto e Stella, si è concluso rispettando il quadro normativo sulle garanzie occupazionali e contrattuali. Diversi gli sviluppi in merito agli addetti per il Comune di Agrigento. Noi riteniamo che, conti alla mano, i numeri non sono corretti. Per questo motivo la UIL chiede un immediato confronto per un giusto e corretto servizio integrato dei rifiuti che dia benefici all'intera città. Acquisto e Stella fanno riferimento a quanto indicato nel nuovo bando, in cui si parla di quartieri dove lo spazzamento avverrà ogni 15 giorni e zone centrali dove invece sarà effettuato 6 giorni su 7, il tutto senza un chiaro criterio, con il rischio di creare situazioni sgradevoli. La UIL, attraverso i due rappresentanti, punta il dito sui numeri che riguardano da un lato la città di Agrigento e dall'altro lato Siculiana, dove la differenziata ha raggiunto quota 65%. Ovviamente per i due sindacalisti occorre sedersi ad un tavolo assieme all'assessore Fontana per trovare soluzioni giuste nell'interesse sia dei lavoratori che degli stessi cittadini, finora serviti in maniera non certo efficiente per come ci si aspettava, stando alla situazione esposta.